Mamma, qui sta bruciando tutto. La frase più terribile nel cuore della notte, la frase della disperazione. Gloria e Marco spariti nell'inferno di cristallo di Londra, e ogni ora che passa lo stillicidio per le famiglie Trevisana, Campo San Piero e Gottardi a San Stino di Livenza diventa insopportabile. C'erano anche loro, Gloria e Marco, nella torre diventata Tizzone. 23° piano, amore e lavoro per questi due giovani architetti neolaureati a Londra per fare esperienza. Un amore a prima vista con la City, tutto andava alla perfezione, prima dell'assurda tragedia. Di loro non si sa più nulla dalle 4:07 di ieri mattina, quando il papà di Marco, Giannino, parla per l'ultima volta con il figlio. Se nelle telefonate precedenti cercava di rassicurare la famiglia, le parole adesso sono di preoccupazione. La stanza è invasa dal fumo. Emergenza, emergenza. Mezz'ora prima Gloria era riuscita a parlare con la mamma, qui sta bruciando tutto. I due ragazzi sono ufficialmente dispersi, non risultano tra i feriti in ospedale. La flebile speranza è che non siano tra i 12 morti, bilancio terribile destinato probabilmente ad aggravarsi viste le condizioni drammatiche di molti dei 70 ricoverati. Ma ieri sera il comandante della Metropolitan Police, Stuart Candy, ha confermato la difficoltà di trovare altri superstiti. Alcuni familiari sono già partiti per Londra, gli altri attendono notizie chiusi in un lancinante dolore, mentre amici e conoscenti su Facebook pregano. Non c'è altro da fare che sperare in un miracolo. Lo sa bene anche il sindaco di San Stino di Livenza, Matteo Cappelletto, in contatto costante con papà Giannino Gottardi. Si aspetta, insomma, per quanto insomma, bisogna cercare di essere realisti rispetto alle probabilità che ci possano essere qualche speranza. D'altronde ovviamente anche loro insomma, sono sotto shock inevitabilmente, insomma, la situazione. Due paesi, Campo San Piero e San Stino, si stringono attorno alle famiglie, in attesa di sapere qualcosa dalla Farnesina o dai familiari. La comunità ovviamente è frastornata da questo episodio, anche perché insomma non solo Marco, ma anche insomma, la famiglia, sono persone insomma, a modo e molto, tra virgolette, ben volute.